e le tasse restavano alte come erano altri fioi che continuano a pagare gli orfani garibaldini, e quando chi te dice che una tassa è provvisoria dove perdere ogni speranza perché non c'è niente di più definitivo del provvisorio. Oh, guardi che ne benzina sentivo ancora pagare i terremoti del 1900 e ciapeo. No, a Venezia andava diversamente. L'impennata fiscale, al passare, al finire dell'epidemia, passava, finiva, perché il Senato nominava immediatamente 3 provveditori sopra le spese inutili, che tagliavano tutte le spese che non servivano più dal momento che l'epidemia era finita, e tagliavano quindi immediatamente, toglievano immediatamente tutte le imposte che quell'epidemia aveva portato con sé per mantenere le enormi spese a cui lo Stato doveva far fronte. Averlo un governo così, fioi, al dire in qua, dalle carse idei, direbbe mio padre. Allora, anche il cordone sanitario che Venezia via via elabora si perfeziona sempre più, con controlli anche fuori confine. Non ci si muoveva in periodo di peste se non con il certificato di sanità. I paesi mettevano i cancelli per bloccare merci, i restelli per bloccare merci e passeggeri. C'era il bando delle zone infette, le quarantene obbligatorie, i roghi e le disinfezioni. E poi questa rete che si va formando, il coordinamento tra gli staterelli italiani per tenere, si direbbe adesso, monitorata continuamente la situazione. Sembrano interventi modernissimi, no, li ha inventati Venezia secoli fa. Vi dicevo che c'era la pena di morte per chi nascondeva un ammalato, vi ricordate Don Rodrigo, che teme di essere portato al lazzaretto e allora fa chiamare dal Griso il chiodo chirurgo che è radiato dal rottolo per dirgli che venga a curarlo segretamente a casa, perché il lazzaretto era l'anticamera della morte, era il terrore. Questa bocca delle denunce anonime è l'unica ancora sopravvissuta in giro per Venezia. La trovate alle Zattere, vicino agli Artigianelli, passa inosservata, ma fermatevi a leggere. Denunce contro la sanità per il sestier de osso duro, cioè di dorso duro, perché si accettavano anche le denunce anonime e c'era la pena di morte per chi nascondeva un ammalato o ne favoriva la fuga. Lo si poteva denunciare anonimamente. Nonostante tutto questo, restava la paura che la peste fosse anche opera del demonio che agiva grazie ai suoi accoliti, gli ebrei e gli untori. Renzo viene scambiato per un untore perché suonava, batteva a una porta per sapere dove era la sua Lucia a Milano, vi ricordate? E la folla lo scambia per un untore e cerca di linciarlo. Venezia, anche di questo dobbiamo essere orgogliosissimi, fu quasi sempre, a parte un episodio di sterminio dei sodomiti accusati di attirare il castigo divino in città, perché ce n'erano molti travestiti, quelli famosi che si vestivano da donna, le maschere. Ma a parte quell'episodio Venezia fu sempre tollerante. Vi ricordate Milano? Faccio sempre riferimento a quel grandissimo storico che è stato Alessandro Manzoni, gli untori che venivano bruciati vivi, le loro ceneri buttate nei navigli. A Venezia cose del genere non sono mai accadute e anche di questo, anche per questo noi dovremmo essere orgogliosissimi della grande storia che abbiamo alle spalle.